Buongiorno, ben ritrovati alla nostra prima edizione venerdì 4 agosto. È un venerdì che potrebbe essere di passione nuovamente perché, come sapete, l'abbiamo anche raccontato nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio è attesa un'altra preoccupante ondata di maltempo con vento e grandine, cioè allerta fino a domani mattina. In realtà il maltempo si è già fatto sentire in un preoccupante anticipo nel tardo pomeriggio, nella serata di ieri nella Marca Trevigiana. L'abbiamo raccontato proprio in diretta nel corso del nostro telegiornale mentre stava avvenendo una tromba d'aria tra Pieve di Soligo e Farra di Soligo. E allora andiamo subito a vedere con la nostra Francesca Bozza, che insieme a Francesca Pezzo si trova proprio in quelle zone colpite, la ripartenza ancora una volta della conta dei danni, soprattutto in una Pieve di Soligo già pesantemente colpita le scorse settimane. Francesca Bozza, a te, buongiorno. Sì, buongiorno Nicole, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene tu, nel senso che non c'è pace per questo territorio. Si parla di una tromba d'aria che è passata tra Pieve di Soligo e Farra di Soligo, lasciando dietro di sé ancora una volta gravi, pesanti danni, perché solamente una settimana fa c'era stata una forte grandinata che aveva danneggiato le strutture, i tetti di abitazioni, di capannoni, e la pioggia, il nubifragio di ieri, accompagnato da fortissime raffiche di vento, ha fatto ulteriori danni, perché l'acqua è entrata e tra pochissimo proprio andremo a vedere la situazione in un bar qui a Pieve di Soligo. Siamo a pochi passi dal centro, abbiamo appena incontrato il sindaco Soldan che ci ha fatto una sintesi di quella che è la situazione, una ventina gli alberi caduti, nel territorio c'è un parco per i bambini che è stato chiuso in via precauzionale perché c'è un ramo di un alto albero, un ramo che ci ha detto il sindaco è grande come un albero, che è pericolante, quindi in via precauzionale è stato chiuso il parco. Si sta procedendo per tagliare, per rimuovere gli alberi, e questo grande albero, questo platano alle mie spalle è un po' il simbolo della violenza del vento che ieri appunto ha sferzato questa zona della Marca Trevigiana. Fortunatamente non ha colpito le abitazioni, ma sicuramente c'è stata tanta paura. Abbiamo incontrato appena adesso dei signori che stanno appunto pulendo. Un signore ci ha detto il maltempo della settimana scorsa ha provocato solo a noi 100.000 euro di danni tra tetto, tegole volate via, auto colpite, danneggiate dalla grandine, e adesso si è aggiunto anche questo. E allora con Francesca Pezzo noi entriamo in questo bar perché, come detto, il problema è stato che la pioggia di ieri ha trovato via facile per entrare all'interno di attività commerciali e case, proprio perché erano state le coperture, i tetti erano stati danneggiati dalla grandine. Da dire che ci sono stati danni, ci diceva il sindaco, anche al cimitero di Pieve di Soligo, alcuni loculi sono stati danneggiati. Ecco qui signori che stanno appunto lavorando, ci dicevano proprio loro: ieri abbiamo avuto tanta paura perché il vento era davvero forte. Adesso entriamo in questo bar, incontriamo la titolare, la signora Mariella, che ci racconta. Permesso. Buongiorno signora, siamo in diretta, ci dica ieri che cosa è successo, un quarto d'ora di paura. Un quarto d'ora di paura in cui si muoveva tutto, alberi, case. Infatti un albero l'abbiamo appena visto, caduto, strappato via come se fosse un filo d'erba. Sì, proprio così. E poi si è aggiunta la pioggia che mi ha allagato praticamente 80% del locale. Perché il tetto, la copertura è stata danneggiata dalla grandine di una settimana fa. Sì, del 24, mi sa che è stato 24 di luglio. Ecco, facciamo un attimo, camminiamo qui un attimo. Tra l'altro la signora ormai ha pulito, il locale oggi è chiuso perché avete dovuto tenere chiuso. Sì, abbiamo qua 2 o 3 volontari che ci ha dato una mano perché tra l'albero, foglie, allagamento, era distrutto tutto. Ha detto che qui galleggiavano le sedie. Sì. Fino a dove è arrivata l'acqua? È arrivata praticamente fino a là, diciamo che era qua. Perché quando volevo andare di là e mi sono trovata in mezzo a una voragine di acqua.
Scusate il mio italiano perché... Non si preoccupi, alla paura si aggiunge poi la conta dei danni. Sì, perché sì, anche là fuori dalla grandinata, se date un'occhiata. Ci spostiamo tutto in diretta e quindi ci spostiamo anche con Francesca. Ecco, quelli sono i segni, se Francesca riesce ad inquadrare i tavolini, sono i segni della grandine? Sì, 3 ombrelloni, questi sono nuovi, appena presi 3 giorni fa, perché erano anche questi gli altri. Quelli sono i buchi lasciati dalla grandinata, sì. E purtroppo sembra che ci si debba abituare ad eventi di questa portata. Speriamo di no, speriamo che sia l'ultima perché... Ma si vede? E purtroppo... Dicono che qua in zona, mi dicono i signori anziani, non è mai stata una cosa del genere. Mai visto una violenza del genere e con questa periodicità, perché ormai è un evento a settimana. Sì. Mi dicono che sarà anche stasera qualcosa, spero di no. Si vive con la paura, signora? Sì. Grazie alla signora Mariella, la lasciamo mettere a posto i danni di questa nuova ondata di maltempo. Un'ultima notazione, Nicola, appunto come dicevi tu, noi abbiamo incontrato il sindaco Soldan e aveva il cellulare in mano controllando il radar meteo e dalle indicazioni che aveva lui si prevede una nuova ondata di maltempo. Chiaramente la portata, la gravità purtroppo lo si conoscerà solo nel momento in cui si verificherà tra le 15 e le 17, al punto che insomma c'è il COC attivo in caso di necessità, ma ci si augura che l'ondata di maltempo prevista non lasci i danni causati dalle ultime ondate di maltempo, la grandinata prima, poi il forte vento e le piogge torrenziali che hanno provocato ulteriori danni in questo territorio già duramente provato. Noi adesso ci sposteremo vicino a Farra di Soligo, anche qui tanti danni, ci sono danni ad un maneggio dove è volata via la copertura, ci diceva il sindaco che in zona industriale ci sono delle fabbriche anche qui duramente colpite dal vento con coperture e pannelli dell'impianto fotovoltaico strappati via dalla furia del vento, quindi insomma continueremo il nostro giro e ci aggiorneremo più tardi per ulteriori novità e ulteriori voci di questa ennesima ondata di maltempo che sembra non lasciare respirare il Veneto e la Marca Trevigiana. Grazie a Francesca Bozza e Francesca Pezza. Allora ci riaggiorniamo a Farra di Soligo fra poco. Nel frattempo vi ricordo anche che come abbiamo raccontato in queste settimane i danni alle auto per la grandine, quella che fu la proposta anche del Presidente del Consiglio regionale Ciambetti di chiedere ai centri commerciali di tenere aperti i garage, diciamo i garage sotterranei, i parcheggi sotterranei per le auto, o alcune catene di ipermercati hanno aderito a questa proposta e quindi un po' in Veneto a macchia di leopardo alcuni di questi iper hanno deciso che dovesse essere necessario nel pomeriggio di oggi terranno aperti i parcheggi sotterranei per riparare le auto dalla grandinata. Speriamo che non ce ne sia bisogno. Nel frattempo in queste settimane come spesso accade quando avvengono eventi di questo tipo, l'abbiamo visto con il Covid, si sono scatenati anche i negazionisti del clima e vi ricordo che all'una, oggi è venerdì, c'è la puntata dedicata all'ambiente con Andrea Ferrazzi e parleremo di cambiamenti climatici con dati alla mano e cause dei cambiamenti climatici anche per, come dire, sovvertire quello che è l'ondata di negazionismo che anche in queste settimane si è scatenata. E a proposito di negazionisti, a proposito invece di studi reali, concreti, di dati, c'è uno studio pubblicato su Nature e coordinato dall'Università degli Studi di Padova che mostra come il periodo caldo medievale storico fosse in realtà più freddo di quello attuale. Gli anelli dei tronchi degli alberi non indicano solo l'età di una pianta, ma sono una sorta di codice a barre per decodificare informazioni importanti sulla storia e anche sul clima. È grazie agli anelli degli alberi che si è scoperto che la fase calda medievale era in realtà più fredda di quanto si pensasse e il riscaldamento attuale è senza precedenti negli ultimi 1200 anni. Lo dimostra un nuovo studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature e coordinato dall'Università degli Studi di Padova e dall'Istituto Federale Svizzero di Ricerca per la Foresta
basta, la neve e il paesaggio. Il team, a cui ha preso parte anche il professor Carrer dell'Università di Padova, ha studiato alberi vivi ma anche morti o sommersi dall'acqua in Scandinavia. Abbiamo visto che il periodo mite medievale, che è conosciuto, non è stato in effetti così mite come le temperature che stiamo sperimentando negli ultimi decenni. Qual è la differenza? Che nel periodo caldo medievale eravamo di fronte a una normale fluttuazione climatica e sappiamo che il clima appunto ha periodi di più miti e periodi più freddi. Quella che viviamo oggi purtroppo invece è un'ulteriore fluttuazione climatica, ma in parte dovuta, non più naturale come è stata appunto nel Medioevo, ma molto probabilmente o quasi sicuramente ormai possiamo dire dovuta alle nostre attività antropiche. Il riscaldamento dei nostri anni è quindi probabilmente al di fuori dell'intervallo di fluttuazioni naturali delle temperature negli ultimi 1200 anni e dipende dall'impatto dell'uomo sulla Terra. Quello che stiamo sperimentando è sì una fluttuazione climatica, come è stata ma non come è stata nel Medioevo, ma peggiorata o esacerbata dalle nostre attività, che producono quello che stiamo vivendo, le ondate di calore, ma anche gli eventi estremi, quindi siccità, oppure queste grandinate che abbiamo sperimentato e che stiamo sperimentando addirittura in queste settimane, la tempesta Vaia e così via. Allora, torneremo fra poco a parlare di maltempo, l'abbiamo detto, perché la nostra Francesca Bozza si sta spostando a Farra di Soligo. Torniamo però alla cronaca. Un tentato omicidio all'interno di un centro di accoglienza di Fiesso d'Artico era avvenuto ai primi di luglio. Ci sono 2 arresti da parte dei carabinieri. 2 pakistani di 45 e 35 anni sono finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio al termine di una complessa e articolata indagine dei carabinieri su una violenta aggressione avvenuta il 3 luglio nei pressi del centro di accoglienza Hotel Riviera a Fiesso d'Artico. Un ospite della struttura, anche lui pakistano, di 25 anni, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Dolo in gravissime condizioni. Al culmine di una lite, il giovane sarebbe stato ferito da un oggetto simile ad un punteruolo in grado di perforargli il costato sinistro. Nonostante l'arma del delitto non sia stata rinvenuta, gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno consentito di ricostruire la vicenda ed identificare i 2 possibili responsabili. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Venezia che, condividendo le risultanze investigative, ritiene vi siano concordanti elementi indiziari a carico degli arrestati per considerarli responsabili di tentato omicidio. I 2 pakistani sono stati rinchiusi nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. La vittima, nel frattempo, è stata dimessa dall'ospedale. Da un tentato omicidio a un omicidio, quello di Varago di Macerata, era i primi di maggio, l'abbiamo raccontato ieri nel corso del nostro telegiornale. Una possibile svolta nelle indagini potrebbe avvenire da un video, una telecamera che ha ripreso il momento della colluttazione tra Aymen ed Elia Fiorindi, il 18enne che poi lo ha ucciso, ed è un video che mostrerebbe Aymen, la vittima, che aggredisce quello che poi sarebbe diventato il suo assassino. La visione delle immagini rappresenta fedelmente quello che Elia ha raccontato sin dall'inizio, non solo davanti al giudice con la presenza del difensore, ma immediatamente al pubblico ministero subito dopo i fatti. Un video di una telecamera privata, ora nel fascicolo di indagini, avrebbe ripreso i 2 giovani che camminavano fianco a fianco. Poi è accaduto qualcosa e la vittima, Aymen, 17 anni, avrebbe preso per il collo Elia Fiorindi, 18 anni, strattonandolo e minacciandolo con un coltello in mano. Pochi istanti dopo, tra i 2 scoppia una violenta colluttazione. A quel punto l'omicida avrebbe estratto un coltello, colpendo più volte il 17enne all'addome, alla schiena e sotto l'ascella. Aymen è morto poco dopo in un giardino pubblico. Nessuno scampo per lui, i colpi sono mortali. Immagini che farebbero sperare il 18enne in carcere dall'11 maggio. Devo dire, quando è emerso, quando noi abbiamo saputo che c'era un video e che Elia, devo dire, ha tirato più di un sospiro di sollievo, perché diciamo per lui era la conferma di quello che ha sempre dichiarato, per cui ovviamente come dire, affronta questa fase cautelare in maniera un po' più sollevata.
Tutto era nato per l'acquisto di un panetto di hashish. Quello che si sono detti in quel momento e che poi ha scatenato l'aggressione forse non si saprà mai. Certo che continua a mancare all'appello il secondo coltello e il cellulare della vittima, spariti poco dopo il delitto. I carabinieri nelle settimane scorse hanno controllato varie zone anche sul Piave, ma senza nessun esito. Presi da chi e per quale motivo? Quali sono adesso i vostri prossimi passi dopo questo video che comunque è importante per voi? Beh, tanto direi di aspettare la chiusura delle indagini preliminari, perché qualche altro elemento potrebbe sempre riemergere. Non ci dimentichiamo che mancano all'appello ancora un cellulare e questo coltello che secondo noi e secondo Elia sin dal primo momento esisteva già. Quindi attendiamo anche questo ulteriore eventuale risvolto delle indagini e poi faremo le dovute considerazioni prima di affrontare il processo. Il video è stato sottoposto ad una consulenza tecnica da parte di un perito nominato dal pubblico ministero Davide Romanelli, una perizia che secondo l'avvocato Luciano Meneghetti, il legale della famiglia di Ayman, dimostrerebbe invece l'aggressione omicida di Elia. Il video, chiuse le indagini, potrà dimostrare la verità di quel tragico giorno. Il cadavere di un anziano è stato rinvenuto ieri sera attorno alle 23 dai vigili del fuoco lungo il canale Menona in via Mezzavia a Montegrotto Terme. Siamo nel Padovano, ancora da confermare le cause del decesso, anche se si sospetta una caduta. L'uomo a 77 anni viveva poco lontano dal luogo del ritrovamento. Secondo una prima ricostruzione stava passeggiando lungo la riva del canale quando sarebbe caduto in acqua. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri di Montegrotto. È probabile che nelle prossime ore venga disposta l'autopsia per escludere ogni altra causa del decesso. Ancora nel Padovano, un principio di incendio in un appartamento di Piove di Sacco. I vigili del fuoco portano in salvo una donna. Rischiava di rimanere intrappolata tra le fiamme che improvvisamente sono divampate nella stanza da letto della sua abitazione. Una donna di 75 anni ieri è stata salvata dai vigili del fuoco intervenuti in via Marcato a Piove di Sacco. L'anziana è stata portata fuori dai pompieri mentre gli altri operatori hanno domato le fiamme. La signora, che ha respirato il fumo, è stata assistita dal personale del SUEM e trasferita in ospedale per un principio di intossicazione. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra dei pompieri intervenuta. La tragedia di Negrar, arresti domiciliari per il 39enne operaio che ha travolto e ucciso il 13enne Chris Abom appunto a Negrar andandosene senza prestare soccorso. La decisione del GIP nelle scorse ore, proprio mentre l'operaio scriveva un messaggio alla famiglia del ragazzino. I funerali di Chris si terranno il 12 agosto a Negrar. La mia vita è finita nell'istante in cui è finita quella di vostro figlio. Quello che mi rimane da vivere, merito di viverlo nel tormento e nel dolore, per quello che è successo. Non chiedo perdono, vi supplico di non odiarmi e di credere che non ho potuto impedire questa tragedia. Vi auguro di trovare la pace che io non avrò mai. Le parole di Davide Begalli, il 39enne che ha travolto e ucciso Chris Abom a Negrar, lasciandolo in fin di vita e andandosene quando il ragazzino avrebbe potuto essere salvato. Destinatari del messaggio, affidato al suo avvocato, sono i genitori del ragazzino, sconvolti come tutta la comunità. In queste ore, dopo giorni di roventi polemiche per la decisione di denunciarlo soltanto a piede libero, il GIP di Verona ha disposto per l'operaio gli arresti domiciliari su richiesta del PM, vagliati gli atti depositati dai carabinieri. Il 39enne continua a ribadire di non essersi accorto di quanto era accaduto. È molto provato evidentemente dalla situazione, è sotto shock, incredulo anche per quello che è successo perché non si era reso assolutamente conto in quel momento di quello che stava accadendo. La sua versione è sempre quella, dice: ho sentito un gran botto, pensavo di aver buttato qualcosa che poteva essere sulla strada, una segnaletica stradale o qualcos'altro. Si è fermato, è sceso dalla macchina, era buio, ha guardato il tratto di strada dove è successa la cosa, non ha visto nulla ed è ripartito pensando appunto che ovviamente non si è neanche lontanamente immaginato di quello che poteva essere successo, quindi se no l'avrebbe subito soccorso. Il fatto è che il ragazzo purtroppo è caduto nella scarpata, in mezzo all'erba e quindi non ho potuto vederlo. Le telecamere lo avevano immortalato la sera stessa, danni alla carrozzeria evidenti, e il giorno dopo, quando si era recato al lavoro, come se nulla fosse. L'uomo in passato era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un errore di gioventù, avevo 20 anni, aveva detto l'operaio 39enne, ora agli arresti domiciliari. Un'ipotesi che era ventilata nelle scorse ore, ma vedeva l'avvocato Dalben perplesso. Ritengo che a questo punto non sia
non sarebbe neanche necessaria, perché non c'è il pericolo di fuga, non c'è il pericolo di reiterazione, visto che non ha la patente, la macchina è sequestrata, è una persona assolutamente normale, quindi diciamo che non è il pirata della strada, così come può essere definito, insomma. Intanto verrà disposta l'autopsia sul corpo del tredicenne e il parroco di Negrar ha già concordato con la famiglia la data dei funerali, che saranno celebrati il sabato 12 agosto nella chiesa del comune della Valpolicella. Verranno celebrati invece domani alle 16 nel Duomo di Piove di Sacco i funerali di Simone Materazzo, il ragazzo di 19 anni morto giovedì 17 luglio in un drammatico incidente stradale a Chioggia. Lunedì 17 luglio, scusate, è arrivato il nulla osta della Procura per la restituzione della salma ai familiari, che ora potranno dare l'ultimo saluto al giovane meccanico con la passione per il calcio. I genitori Pietro e Alberta e le sorelle maggiori Sofia e Giorgia hanno invitato i presenti a fare donazione alla fondazione Down FVG Onlus per ricordare la memoria di Simone. Restiamo nel padovano, anziani nel mirino dei truffatori a Padova. Allora ci colleghiamo in diretta con la nostra Valentina Visentin, vediamo se c'è. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova, 2 truffatori senza scrupoli, quelli arrestati nelle scorse ore dalla squadra mobile di Padova. Avevano appena raggirato un'anziana ultra ottantenne, addirittura malata oncologica. Le avevano sottratto tutti i risparmi della pensione. Uno di loro al telefono si era finto il nipote, che la donna sapeva essere in vacanza all'estero, con la voce tremante e molto agitata aveva detto di essersi fatto male, di aver bisogno di soldi e che avrebbe mandato un amico a ritirarli. La donna gli aveva chiesto se aveva avvisato i genitori, ma il ragazzo aveva detto che aveva paura che i genitori lo rimproverassero e quindi si era rivolto direttamente a lei, alla nonna, che molto preoccupata e tanto agitata, non appena l'altro truffatore si è presentato alla porta, ha consegnato oltre 4.000 euro, tutti i risparmi della sua pensione, per poter aiutare quello che pensava essere il nipote in difficoltà all'estero. Fortunatamente l'intervento della squadra mobile, che si trovava in zona per dei servizi di controllo, è riuscita ad individuare, la pattuglia è riuscita ad individuare questi 2 truffatori che sono stati arrestati. Si tratta di 2 napoletani, uno di 19 e uno di 46 anni, truffatori senza scrupoli, li ha definiti il questore di Padova. Dalle chat addirittura emergeva il fatto che volessero compiere altre truffe in città, sempre ai danni degli anziani. Truffe ai danni degli anziani, così come i furti in appartamento, che sono in crescita in questo periodo estivo, quando le città si svuotano, e poi gli anziani che rimangono soli in città. Per questo il questore di Padova ha invitato ancora una volta ad essere prudenti. Ecco i suoi consigli, sentiamo. La maggioranza delle truffe, quelle che vengono portate a termine, perché per fortuna molte altre non restano tentativi, riguarda familiari, figli o nipoti in estrema difficoltà. Il nipote che ha avuto l'incidente stradale ha bisogno di soldi urgentemente per delle cure, sta morendo. Oppure il nipote o figlio che è stato fermato dalla polizia o dai carabinieri, l'avvocato vuole immediatamente i soldi per farlo uscire, altrimenti lo portano in carcere. È evidente che telefonate di questo tipo, un carabiniere, un poliziotto non ti chiamerà mai, non chiamerà mai un anziano a casa, telefonicamente gli annuncia che il figlio sta morendo o il nipote sta morendo. Non è una cosa che non esiste al mondo, e questo dovrebbe essere chiaro, appunto. E quindi ancora una volta dico, mi rivolgo agli anziani e ai loro congiunti affinché si chiarisca questa cosa. Purtroppo si presentano bene, sono bravi, sono attori consumati, ecco, e tuttavia sono criminali della peggiore specie per quanto mi riguarda, e quindi la massima diffidenza. Chiamate o la polizia, i carabinieri, o chiamate i vostri congiunti per chiedere conferma prima di farli entrare in casa. Le truffe agli anziani sono ancora tante, normalmente, statisticamente aumentano nel periodo appunto estivo, e quindi il messaggio da lanciare effettivamente deve essere forte e chiaro, e io mi auguro che arrivi ai destinatari. I destinatari che secondo me debbono essere non solo gli anziani stessi, ma anche le persone che sono loro vicini, figli, nipoti, amici, parenti,
perché non bisogna lasciarli soli e bisogna sensibilizzarli non una volta sola quando parla il questore o quando viene distribuito il volantino, ma quotidianamente. Un messaggio, ha detto il questore Antonio Sbordone, che deve arrivare non solo agli anziani ma anche ai loro familiari. Evitate, non credete a chi si spaccia per polizia o carabinieri, nessuno vi chiamerà a casa per chiedere soldi, ma se si presentano queste persone siate voi a chiamare i numeri di emergenza in modo tale da poter intercettare questi che sono stati definiti dal questore delinquenti senza scrupoli, di un grande cinismo e che disprezzano proprio le vittime, che vanno a colpire anziani indifesi che poi, oltre al danno subito dalla truffa, hanno anche delle ripercussioni psicologiche e una frustrazione che difficilmente passa, e quindi questi anziani devono essere tutelati, ha detto il questore di Padova. E da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin, preziosi come sempre i consigli delle forze dell'ordine, del questore in questo caso, per ribadire il concetto. Da Padova a Vicenza con un'operazione della Guardia di Finanza, e parliamo di sigarette elettroniche però alla cannabis. La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato 133 sigarette elettroniche alla cannabis per un valore di 15.000 euro. Nel corso di un controllo in città, in zona Anconetta, i finanzieri hanno fermato 3 giovani che sono stati denunciati per traffico di stupefacenti. Nascondevano alcuni grammi di hashish, ma soprattutto 100 dispositivi usa e getta ancora confezionati e sospetti. Da qui gli approfondimenti che hanno portato a capire che le sigarette elettroniche contenevano il principio attivo della cannabis, il cui commercio in Italia è vietato. Le perquisizioni domiciliari eseguite presso le abitazioni dei 3 giovani indagati hanno portato al rinvenimento di altre sigarette elettroniche della stessa tipologia e di 750 euro presunto provento dello spaccio. Si tratta del secondo sequestro fatto in poche settimane dalla Guardia di Finanza di Vicenza di questi dispositivi usa e getta. Ancora la Guardia di Finanza, ma da Venezia c'è una notizia in ANS. La Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di crediti fittizi da superbonus 110% per un valore di oltre 19,5 milioni di euro a Mira, nel veneziano. Le indagini sono partite da una segnalazione presentata ai Carabinieri di Mira da un cittadino veneziano che aveva eseguito nella propria abitazione alcuni lavori di ristrutturazione favoriti dal bonus 110%. Dopo i primi accertamenti è emersa una frode su larga scala riguardante più di un centinaio di cittadini di tutta Italia, che aveva generato crediti fittizi per un valore totale di oltre 19,5 milioni di euro. Il monitoraggio dei bonus falsi ha permesso l'intervento da parte dei finanzieri con il sequestro preventivo d'urgenza di crediti del valore di oltre 17 milioni e poi, su indicazione della Procura di Roma, titolare delle indagini, salire ai 19,5 milioni di euro. Ancora truffe sul super bonus. Torniamo meglio su Vicenza, furti su auto in sosta, minacce e atti persecutori. Ricercato per rapina, la polizia arresta un pregiudicato straniero. Stazionava con fare sospetto nella zona di Campomarzio, in viale dell'Ippodromo. Gli agenti della squadra volanti hanno identificato il 45enne cittadino tunisino, risultato con a proprio carico numerosi precedenti come danneggiamento, furto, rapine e reati contro la persona, e con alle spalle un passato di minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex coniuge, per questo già detenuto presso la casa circondariale di Vicenza. Lo scorso 13 marzo, allora ricercato perché sospettato di essere l'autore delle spaccate ai finestrini delle automobili parcheggiate nel quartiere Laghetto, in zona San Bortolo e in altre zone della città, gli agenti dell'ufficio immigrazione lo avevano scortato al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonso, dal quale era stato rilasciato poiché le autorità tunisine non ne avevano accettato il rimpatrio. Ieri, una volta condotto negli uffici di Viale Mazzini, gli agenti di polizia hanno appurato che il soggetto era anche ricercato per l'espiazione di una pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione per una rapina aggravata commessa a Vicenza nel 2019. Pertanto è stato arrestato e portato in carcere per l'espiazione della pena. È stato anche denunciato per violazione del foglio di via. Una brevissima pausa pubblicitaria, poi torneremo a parlare di cronaca e parleremo di furti.
Di nuovo in diretta con la prima edizione, fra poco ci ricollegheremo con Francesca Bozza, che abbiamo visto in apertura a Pieve di Soligo per la conta dei danni della nuova ondata di maltempo. Si sta recando adesso in zona Farra di Soligo per raccontarci altre storie legate al nubifragio, la tromba d'aria che è passata ieri in serata, nel primo pomeriggio, in tardo pomeriggio, anzi scusate, in quella zona, sempre in attesa di quello che potrebbe accadere nel tardo pomeriggio invece di oggi. La previsione è quella di un'altra ondata forte con vento e grandine. A proposito, prima che mi dimentichi, una notizia di servizio importante, perché il maltempo previsto per la serata di oggi ha imposto agli organizzatori del gran concerto per musica sociale che era previsto questa sera a Cimadolmo, siamo della Marca trevigiana, di spostare l'evento al prossimo 1° settembre, un evento che a metà luglio ha già riscosso un notevole successo a Cartigliano nel Bassanese, che vuole fortemente sostenere e incentivare la presenza delle persone con disabilità agli eventi musicali. Motore di questa iniziativa il tenore trevigiano Francesco Grollo, fondatore testimonial del progetto Musica per il Sociale. Quindi l'appuntamento che era per questa sera a Cimadolmo è stato spostato il 1° settembre, sempre in Piazza Martiri a Cimadolmo. Quindi questa è una notizia di servizio, insomma, per chi avesse avuto voglia di andare a vedere questo concerto. Ecco, è stato spostato al 1° di settembre per i problemi del maltempo che si potrebbero verificare questa sera. Fa discutere in queste ore un po' in tutto il Veneto l'iniziativa che per primi abbiamo raccontato proprio ieri. Siamo nella Marca trevigiana, la provocazione viene lanciata dal presidente di Furti in Corso, Christian Demma, un cartello davanti alla sua abitazione nella quale avverte i ladri: attenzione, chi abita in questa casa, chi entra in questa casa può essere arrestato personalmente da me. Furti in Corso con il suo presidente Christian Demma fa un passo ulteriore nella lotta a questi reati con l'esposizione all'esterno della sua abitazione di un cartello che richiama l'articolo 383 del Codice Penale, forse sconosciuto ai più. Ogni privato di cittadino può arrestare una persona se la stessa commette un reato perseguibile d'ufficio, quindi in flagranza di reato, che può essere una flagranza impropria, una flagranza di quasi flagranza, cioè ci sono queste virgole. Allora, questo è un articolo molto complesso a livello giuridico. Nel momento in cui io invoco questo articolo, io posso, tra virgolette, trattenere la persona nel minor tempo possibile affinché non arrivino le forze di polizia, e quando chiamerò il 112, numero unico di sicurezza, devo anche specificare a loro che sono diventato un pubblico ufficiale in base a questo articolo. Demma sottolinea più volte la complessità dell'articolo, invitando dunque i cittadini ad informarsi per capire quale sia l'ambito nel quale muoversi nel caso si intenda applicarlo. E questo è un sunto, e sono già 6 pagine per un sunto di tutto ciò. Perché? Perché nel momento in cui io invoco l'articolo 383 del Codice Procedurale Penale, divento in quel momento un pubblico ufficiale, quindi con tutti gli oneri e onori della situazione, quindi devo stare attento a qualsiasi cosa mi muovo. Demma promette che questo non sarà l'unico cartello appeso all'esterno della sua casa. Io tappezzo tutto intorno in maniera che da qualsiasi parte entrino, sanno che se poi altri vogliono informazioni possono informarsi col Codice di Procedura Penale, però anche tramite i giuristi, o noi come associazione siamo disposti anche a dare un aiuto per capirlo. Furti in Corso organizzerà degli incontri online e metterà a disposizione delle brochure per conoscere meglio l'articolo 383, ma questa è l'estate più difficile degli ultimi anni sul fronte dei colpi in case e attività commerciali, e i cittadini sono stanchi, spiega ancora Demma, consapevole che questo suo gesto accenderà un dibattito non solo nell'opinione pubblica. Una provocazione o un invito ai cittadini a fare altrettanto? No, inizialmente è una provocazione, ma io invito anche i cittadini, sempre sapendo bene a cosa vanno incontro se poi effettueranno questa situazione, di tempestare tutti i cancelli e le cancellate di questa cosa, in maniera che anche questi delinquenti sanno che iniziamo a essere preparati anche noi. Si aspetta qualche chiamata importante? Penso proprio di sì. Sono pronto, nel senso che me lo aspettavo e volevo anche un po' questo, perché in maniera che poi la gente capisca che la giustizia che viene chiesta è vera e bisogna anche attuarla. Io mi auguro che anche il ministro Nordio potrebbe anche chiamarmi avendo il mio numero. E intanto il dibattito è già iniziato. Sentiamo un avvocato penalista, l'avvocato Alessandra Nava, come commenta questa iniziativa. È vero che esiste questa norma, ma che appunto va contestualizzata in situazioni assolutamente eccezionali, per le quali peraltro il cittadino dovrebbe essere informato sia di quei reati che consentono
l'arresto in flagranza, in quasi flagranza, obbligatorio o facoltativo. Quindi dovremmo star qui sinceramente un'intera giornata per spiegare dei passaggi che non possiamo neanche pretendere che vengano poi compresi appieno o memorizzati da cittadini che svolgono altre attività. L'avvocato Alessandra Nava sottolinea la complessità dell'articolo 383 del Codice Penale richiamato nel cartello affisso dal presidente dell'associazione Furti in corso all'esterno della sua abitazione e contemporaneamente l'illegale evidenzia come i cittadini non possano conoscere ogni aspetto della norma. Richiama una norma di legge che è una norma di carattere assolutamente eccezionale, che consente effettivamente al cittadino questa facoltà, cioè quella di operare un arresto in caso di flagranza, però soltanto nell'ipotesi di commissione di reati che sono perseguibili d'ufficio. Importanti le tempistiche con cui si avvertono le forze dell'ordine, ma altrettanto importante e specifica l'avvocato Nava è che il cittadino non adoperi sistemi di restrizione della libertà del presunto ladro. Dunque molti aspetti che vanno attentamente presi in considerazione per evitare possibili rischi. Si venga poi a credere nella possibilità di agire al di fuori dei limiti normativi, che sono ben specificati. La risposta all'insicurezza dei cittadini, aggiunge ancora l'avvocato, spetta al governo e ai suoi organi preposti. La risposta giusta e corretta è quella di pretendere effettivamente che le leggi siano certe, che il giudizio sia veloce, che la pena che viene erogata sia effettiva. Poi è necessario, cosa che lo Stato si impegni a devolvere maggiori risorse sia per le forze dell'ordine e sia per la magistratura e tutto, insomma, il comparto giustizia, perché le norme, guardi, esistono e sono già abbastanza gravi. E poi c'è chi reagisce a un tentativo di furto, a un furto, però poi ne subisce le conseguenze anche fisiche. È successo a un 55enne di Salgareda, caccia una banda di giovanissimi. Era andato a fare la spesa in un supermercato di Via Veneto a Vigonovo, frazione del comune di Salgareda. In sella al suo scooter l'uomo, un 55enne del paese, era stato raggiunto dalla moglie in auto. Una volta uscito dal negozio, però, la scioccante sorpresa. Una banda di ragazzi gli stava rubando il motorino. Salito a bordo dell'auto della moglie, l'uomo li ha raggiunti in un parco poco distante, dove i ragazzi erano riusciti a trascinare la due ruote. Senza esitare ha affrontato i ragazzi, ma il diverbio è presto sfociato in un'aggressione vera e propria nei confronti del 55enne. Colpito a diverse parti del corpo, sono dovuti intervenire i soccorsi del SUEM 118, che hanno portato l'uomo all'ospedale di Treviso, mentre i giovani facevano perdere le loro tracce. Non sappiamo ancora neanche chi sono i ragazzi, perché non sappiamo se sono ragazzi, innanzitutto se sono minorenni o maggiorenni. Non sappiamo neanche da dove provengono. Cosa importante è che la persona stia bene. La persona che conosco abita in centro a Salgareda, so chi è. E soprattutto che ne veniamo a capo di chi sono, insomma. Indagini in corso dunque per accertare l'identità dei ragazzi scappati prima di essere colti in flagrante nei vigneti oltre la recinzione che delimita il parco. Secondo le prime ricostruzioni pare fossero in 3 ad aver commesso il tentativo di furto. Un fatto, fa sapere il sindaco, che in un paese tranquillo come Salgareda non era mai accaduto. Uno scasso, un'aggressione a un anziano che si trovava da solo in casa, queste sono cose pericolose. Qui c'è stata non so se neanche se è stato un tentativo di furto o una bravata, vogliamo capire adesso dalle deposizioni di quello che è successo. Allora, se è stata una bravata, io spero che i genitori almeno provvedano loro a quello che... Se li troviamo, perché non sappiamo, fai là. E vadano condannati, assolutamente. Con il tema sicurezza ci spostiamo di nuovo nel Padovano. Chiude il campo Rom in via Ferrero a Ponte Vigo d'Arzere. Le famiglie saranno trasferite temporaneamente nell'area ex pista go-kart in via Longhin. La questione del campo Rom di Via Ferrero ha trovato una soluzione con il trasferimento del nucleo familiare nell'area dell'ex pista go-kart di Via Longhin, dove adesso vengono ospitati gli spettacoli itineranti. Dopo mesi di trattativa del comune, la decisione è concordata con i Rom del trasferimento, che sarà obbligatorio entro ottobre. La soluzione di Via Longhin risponde anche
al contenimento di questo fenomeno di nomadismo che vediamo nei quartieri, che noi vogliamo appunto scoraggiare con una soluzione che invece li tiene in un'area in modo corretto. A Ponte Vigo d'Arzere la convivenza con gli altri residenti di Via Ferrero era sempre più difficile. Questa composizione urbanistica del terreno è sostanzialmente prospiciente a una strada. Questi bambini il più delle volte andavano a giocare in strada con grande pericolosità sia per i bambini stessi ma anche per il disturbo di tutti i residenti appunto della zona di Via Ferrero a Ponte Vigo d'Arzere. L'area di Via Longhin è vicina ma separata dagli altri insediamenti di altri nuclei di famiglie rom già presenti in quella via. Un'area attrezzata, quindi nel frattempo libereremo l'area di Via Ferrero che sarà liberata, ripulita. Il comune vuole riacquisirla in modo tale da fare lì anche un progetto di riqualificazione di utilità pubblica per mantenerla, tenerla in buono stato perché sia una parte insomma, come dire, positiva del quartiere. L'area di Via Ferrero è di proprietà dei rom che vi risiedono da 10 anni. Qui avevano costruito dei manufatti abusivi su cui da mesi pende un'ordinanza del comune di demolizione. Al trasferimento del nucleo familiare rom ha lavorato anche l'assessore al sociale Margherita Colonnello per trovare una soluzione al reinserimento scolastico dei minori. A causa del Covid questo è uno dei nuclei della città che purtroppo ha smesso di avere una prossimità con il mondo scolastico per la grande paura che queste persone hanno del contagio e delle epidemie. Ecco allora che lo spostamento diventa una nuova occasione anche e soprattutto per i bambini di questa famiglia per rincontrare la scuola anzitutto con un processo di educativa domiciliare. Ancora da Padova, torniamo alla cronaca, una notizia curiosa. Installa una microcamera in bagno per spiare una collega denunciato dipendente guardone. Aveva posizionato una microcamera nel bagno usata dalla collega donna e la spiava. Un 29enne di Piove di Sacco è stato denunciato dai carabinieri di Ponte San Nicolò per interferenze illecite nella vita privata. L'indagine era partita dopo la denuncia di una dipendente di una ditta di Ponte San Nicolò. La donna si era accorta che nel bagno, che solo lei usava, sporgeva dalla cassetta dell'acqua del WC un filo elettrico. La dipendente ha tirato il filo e si è ritrovata in mano una microcamera di pochi centimetri di diametro, con luce accesa, quindi in fase di registrazione. Poco prima il giovane collega, con una scusa, si era fatto aprire proprio quel bagno e aveva posizionato la telecamera collegata al suo cellulare, pronta ad immortalare qualsiasi immagine. La donna, dopo aver informato la titolare della ditta, ha chiesto spiegazioni al collega spione, che ha cercato di accampare scuse. Messo sotto torchio dalla titolare, però alla fine ha ammesso di aver installato la telecamera ed è stato denunciato per la sua bravata. Torniamo allora nella Marca Trevigiana, torniamo a parlare di maltempo. La nostra Francesca Bozza insieme a Francesca Pezzo, le nostre due Francesche, si sono spostate a Farra di Soligo come promesso. Francesca, a te. Sì, siamo a Farra di Soligo e tra l'altro, Nicola, lo potete anche vedere, tutto intorno a noi stanno arrivando delle nuvole nere, si è alzato anche un forte vento, speriamo insomma che non succedano altri disastri. Siamo, come avevamo promesso, al centro ippico Maneggio Tarvisium Stella di Farra di Soligo, insieme alla signora Teresa Bernardi che qui lavora e che ieri ha assistito a che cosa, signora Teresa? Ma una scena incredibile, perché c'è stata una bomba d'acqua con un vento fortissimo, proprio una tromba d'aria, che ha fatto cadere il palo della luce di cemento, che adesso hanno appena sostituito i tecnici dell'Enel. Caduto il palo di cemento sopra i box dove c'erano dentro i cavalli, si è scoperchiato il tetto, il vento fortissimo, la tromba d'aria ha portato via tutto, sopra un'altra casetta di legno degli attrezzi che abbiamo dietro di là e poi giù in strada. È stata una tragedia veramente. E ci spostiamo intanto, oggi stiamo facendo impazzire Francesca Pezzo che ci sta seguendo, ma d'altronde per mostrarvi che cosa ha fatto la violenza del fenomeno di ieri bisogna che ci spostiamo qui all'esterno dove appunto è volato e questa è la casetta, signora Teresa. È impraticabile adesso. E tra l'altro ci diceva la signora Teresa che erano in corso le lezioni, quindi c'erano anche degli allievi qui. C'erano degli allievi e nei box dove è stato scoperchiato il tetto c'erano dentro i cavalli.
Quindi sotto un diluvio abbiamo dovuto, i cavalli spaventati, portarli in altri box che abbiamo dall'altra parte del maneggio, ma è stato veramente un brutto momento. I cavalli stanno bene, ecco, lo diciamo. Stanno bene, per fortuna nessuno si è fatto male, i cavalli stanno bene, le persone anche, non ci sono stati feriti, solo tanti danni alle cose. Anche perché lei ci diceva è stata una somma di fenomeni, perché il maltempo di 2 settimane fa, con la grandinata, il nubifragio della settimana scorsa e l'ultima tromba d'aria di ieri. Sì, si sono sommate le cose, la grande pioggia della settimana scorsa con un vento fortissimo, la grandinata di lunedì sera che aveva già fatto dei danni e poi ieri la tromba d'aria veramente forte, mai vista una cosa del genere qua. Ecco Nicola, facciamo vedere anche ai nostri telespettatori, questa è la copertura di cui ci parlava la signora Teresa, che è volata, è stata accatastata lì poi dai vigili del fuoco, ma è proprio volata qui sulla siepe, quindi pensate a quanto forti erano queste raffiche di vento, e immaginiamo che ci siano stati momenti di terrore per voi, per gli allievi, perché poi quando succedono queste cose succedono all'improvviso e non sei preparato. Sicuramente, tanta paura soprattutto per i cavalli, per l'incolumità dei cavalli, perché si sono ovviamente molto spaventati. Sono stati bravi, devo dire, nel senso siamo riusciti a gestirli e è andato tutto bene alla fine, però i danni sono ingenti e speriamo che non continuino, perché anche oggi si sta preparando un brutto temporale. Esatto, infatti lo confermiamo che qui si sta alzando un vento davvero forte, danni ingenti, difficile quantificarli in questo momento. Per il momento non li abbiamo ancora quantificati perché è stata danneggiata anche la giostra e quindi continuano a venire fuori adesso problemi e non siamo ancora riusciti a quantificarli. Quando si alza il vento, che cosa si prova vista la luce di quanto accaduto in queste settimane? Siccome qui eravamo convinti di vivere in un paradiso protetto dalle colline e adesso le colline ci hanno buttato giù questo inferno, c'è un po' di timore e non sappiamo più cosa aspettarci. Non era mai successa qui una cosa del genere. Eravamo abituati a vederle in TV che succedevano da altre parti, adesso è toccato a noi purtroppo e non sappiamo cosa aspettarci. Grazie alla signora Teresa Bernardi. Questa insomma la situazione, Nicola, l'ansia ancora nella voce di chi ha visto questa furia scatenarsi ieri sera qui a Fara di Soligo come a Pieve di Soligo. Naturalmente si sta lavorando un po' in tutta la zona per ripristinare la situazione, sperando sempre con un occhio al cielo che non succeda altrettanto. Noi continuiamo il nostro viaggio, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Francesca Bozza e Francesca Pezzo e anche ai tuoi ospiti. Peraltro fra pochissimo, fra 10 minuti circa, parleremo proprio da Luna con Andrea Ferrazzi di cambiamenti climatici e parleremo di dati concreti, la storia di questi cambiamenti climatici negli ultimi anni, la dimostrazione che qualcosa davvero è cambiato. Adesso però parliamo di un'altra vicenda, parliamo di un altro allarme che lancia nuovamente, non è nuovo allarme ormai in questi giorni, il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente di ANCI Veneto in questo caso. Non ha parlato solo di migranti e di PNRR, ma lancia un'altra stoccata al governo. Dice impossibile per i comuni prendersi carico da gennaio delle pratiche del nuovo assegno di inclusione. Le parole allora di Mario Conte. Il rischio è la paralisi, no? Perché poi qualcuno deve attuare le iniziative del governo, però non possono essere sempre i comuni gli interpreti di queste iniziative. Comuni con gli organici già all'osso, se dal 1° gennaio, con l'avvento dell'assegno di inclusione che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza, una parte del lavoro finora svolto dall'INPS verrà delegato, come prevede l'attuale norma, agli uffici dei servizi sociali, nei municipi sarà il caos. È Mario Conte, nella veste di presidente dell'ANCI Veneto, a lanciare l'allarme. Una misura vitale per chi la percepisce non può essere gestita da enti, i comuni già oberati, dice. Concordiamo sul fatto che andava rivisto il reddito di cittadinanza, siamo un po' perplessi sulle modalità di applicazione del nuovo intervento sociale, perché se dovesse ricadere ancora una volta sul personale dei servizi sociali dei comuni, il problema diventerebbe nostro e francamente oggi non siamo in grado di garantire un servizio che per i cittadini è essenziale. L'appello che faccio al governo è quello di rivedere le modalità. In Veneto e in generale al nord i numeri del reddito di cittadinanza non sono esorbitanti. I nuclei percettori, tolti gli oltre 2000 cancellati in questi giorni tramite l'ormai famigerato SMS dell'INPS, sono nella nostra regione poco meno di 33.000, ma anche solo qualche centinaio di pratiche, secondo Conte, rischierebbe di mettere in crisi gli uffici cui verrebbe demandato un ruolo
ruolo di valutazione di ogni singolo caso. Il grido di allarme che viene sollevato dai sindaci o anche in questo caso dal Presidente Conte come ANCI Veneto è chiaramente un grido d'allarme assolutamente da ascoltare, quindi per quello che potrò, insomma, come direttore regionale dell'INPS me ne farò carico. Tra l'altro i 2141 nuclei familiari a cui il reddito è stato sospeso devono, in caso di figli, provvedere ora a presentare domanda per l'assegno unico, che prima veniva erogato automaticamente, un altro ostacolo che il direttore regionale dell'INPS si impegna a fare presente. Oggi pomeriggio chiamerò in direzione generale dell'istituto per capire se ci sono le condizioni e quali siano eventualmente per facilitare i cittadini e le famiglie. E poi dal reddito di cittadinanza c'è il tema del lavoro e allora questa mattina la manifestazione dei lavoratori della Baxi a Bassano del Grappa l'ha seguita per noi il nostro Ferdinando Caravello. Ferdinando, a te. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo in Piazza Libertà a Bassano, dove si è conclusa poco fa la manifestazione organizzata dai sindacati riuniti che ha portato i lavoratori di Baxi qui in centro a Bassano. Il tema è noto, è quello della bocciatura da parte della politica del protocollo Baxi-Pengo, che avrebbe dovuto permettere l'ampliamento della multinazionale in cambio però della possibilità di costruire nelle campagne di San Lazzaro per Pengo appunto. Lo stop alle trattative decretato dal Consiglio Comunale ha portato i lavoratori qui ai piedi del municipio. C'è tanta rabbia, c'è tanta voglia di capire che cos'è successo esattamente. C'è chi addossa le responsabilità di tutto questo a un'amministrazione che non ha saputo gestire un cambiamento molto importante, ma abbiamo parlato con i sindacati per capire quali sono le istanze dei lavoratori. Ecco alcune voci. Che cosa chiedono i lavoratori con questa iniziativa oggi? Chiedono urgentemente la costituzione di un tavolo di lavoro per gestire la situazione che è andata, che si è congelata dopo il voto del Consiglio del 27 del mese scorso, e quindi un tavolo gestito da figure autorevoli che consentano di ricomporre le posizioni. Benissimo. E secondo voi ci sono delle responsabilità in quello che è accaduto finora? Allora io credo che entrambe le parti, sia la parte datoriale, gli imprenditori, sia la politica abbiano fatto delle scelte o delle non scelte dal mio punto di vista rispetto al progetto complessivo. Che cosa chiedono i lavoratori qui oggi? I lavoratori chiedono delle scelte chiare. Col Consiglio Comunale, l'ultimo Consiglio Comunale, la politica ha fatto delle scelte. Tutti in quel Consiglio Comunale hanno detto sì all'ampliamento. Il no è stato su un'altra partita, che è la costruzione che Pengo vorrebbe fare a San Lazzaro. Oggi noi chiediamo un tavolo a quella politica, un tavolo con tutte le organizzazioni sindacali, un tavolo con gli imprenditori, che trovi una soluzione, perché se la politica dice bene l'ampliamento non può restare parole, devono diventare fatti. Secondo voi ci sono delle responsabilità in quello che è successo? Se si è arrivati a questo, ovvero lavoratori in piazza, politica, immobile, c'è qualcuno che ha sbagliato in questo percorso? Ma io non direi che ha sbagliato, sicuramente ci sono stati molti errori da parte della politica di sottovalutare quello che è comunque la voce dei cittadini, da parte imprenditoriale probabilmente come si è imposta la questione, ma questo già comunque abbiamo avuto modo di discuterne comunque con il diretto responsabile, quantomeno l'ingegner Favro, amministratore delegato di Baxi, per quanto riguarda la Baxi, che comunque è la fabbrica dove lavoro. L'errore diciamo c'è stato da tutte le parti, però questo errore non deve ricadere, comunque le conseguenze di questo errore non devono ricadere sui lavoratori. Avete sentito le istanze dei lavoratori tramite le voci dei sindacati, tutti chiedono l'attivazione di un tavolo di lavoro. Qualcuno si chiede perché questo tavolo non sia stato attivato nell'ultimo anno, visto che di tempo ce n'era e le cose si conoscevano già da molto tempo. Qualcuno chiede anche perché l'attivazione di questo tavolo richiesta dalle opposizioni alla maggioranza in Consiglio Comunale sia stata rifiutata fra la prima e la seconda votazione che ha decretato la fine del percorso Baxi-Pengo. Vedremo che cosa succederà, la situazione è davvero molto calda, noi la seguiamo tutti i giorni e la raccontiamo ai nostri telespettatori. Detto questo vi cediamo la linea. Grazie a Ferdinando Caravello. Invece noi torniamo a Treviso prima della pubblicità per rivedere le 94 candeline spente ieri dallo sceriffo Giancarlo Gentilini.
Sono 94 anni che non sento, perché l'amore dei miei cittadini mi sorregge e mi dice: signor Sindaco, non molli. L'immancabile brindisi nel suo quartier generale, i Due Mori, davanti a Cassugana. Il 3 agosto per Treviso è innanzitutto il compleanno dell'ex sindaco Giancarlo Gentilini, sceriffo di nome e di fatto, vista la stella puntata alla giacca. Lo festeggiano i suoi fedelissimi, gli amici di sempre e naturalmente il primo cittadino. L'unico difetto è quel numeretto sulla carta d'identità, ma che adesso, guardandolo, lo modificheremo, togliamo almeno 30 anni, perché non è possibile che il nostro sceriffo oggi compia 94 anni. Diritti delle famiglie omogenitoriali, accoglienza diffusa dei migranti. Conte non starà virando un po' troppo verso la sinistra? Ci sono momenti in cui bisogna cambiare un po', basta non vendersi. Io non tollero chi si vende per fare carriera. Se c'è necessità di un accordo va bene, ma non vendersi mai. E di sicuro mai alla sinistra, tuona Gentilini. La sinistra mi hanno massacrato, ma ho sempre vinto. No, non è vero. Ho sempre vinto, ma non mi ha mai massacrato. No, ma Manildo che ha vinto io. Sì, una volta. Ma è stato un errore storico. Questa io la volevo. Se non fosse stata inquinata dalla sinistra, mi andava molto bene dentro nella mia lista. Inquinata. Racconta di avere nostalgia della vecchia Lega, la Lega Nord, lo sceriffo, anche quando abbraccia il coordinatore cittadino di Forza Italia, Giorgio Granello. Questo è stato uno di quelli che hanno portato avanti il credo della vera Lega. Da chi passa per caso a chi lo conosce da sempre, gli auguri più affettuosi. Caro Giancarlo Gentilini, cittadino trevigiano numero 1, tanti auguri, auguri di cuore dal tuo Sandro. Gentilini è ormai una figura che non è storica, è attuale, riesce a essere ancora attuale dopo questo tempo. Grazie Gentilini di esserci e di esistere. Lo conosco da 30 anni, è sempre lui inossidabile e ha sempre voglia di dare per la nostra città. Grande Giancarlo. Pubblicità e poi con Andrea Ferrazzi per parlare di cambiamenti climatici con dati alla mano. Allora, rieccoci in diretta, queste immagini montate da Mattia Pizzaia per raccontare quello che è successo in queste settimane, in questo luglio davvero terribile per il Veneto e non solo. Stiamo ancora raccontando oggi la prima edizione, abbiamo aperto anche con l'ultima ondata di maltempo ieri sera tra Farra e Pieve di Soligo. Potremmo dover essere costretti a raccontarne ancora nel tardo pomeriggio di oggi, speriamo di no, ma è un fatto che i cambiamenti climatici sono in atto, che ne dicano i negazionisti. Allora con Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Che torna a trovarci come ogni venerdì, cerchiamo proprio di capire questo, ne sentiamo parlare di questi cambiamenti climatici e allora vogliamo capire un po' le cause e con i dati alla mano, insomma, la storia di questi cambiamenti climatici. Allora, io voglio subito chiederle una cosa. È la domanda che si fanno tutti, no? Poi ci sono i negazionisti che dicono no, non è così. Allora, i fenomeni meteorologicamente estremi stanno aumentando, è così? Beh sì, non lo diciamo noi, a parte che anche il servizio che voi avete appena mandato lo fa vedere in maniera chiara, no? Plastica. Stanno avvenendo delle cose che non avvenivano, che non avevamo mai visto. Certamente la tempesta Vaia di qualche anno fa che ha devastato milioni
e milioni di alberi delle Dolomiti, ma certamente anche quello che sta avvenendo in questi giorni. Io non ho memoria, ma credo nessuno anche delle persone che ci sta seguendo da casa, di chicchi di grandine grandi come palline da tennis, che hanno devastato case con il cappotto magari appena costruito, oppure macchine intere, e che hanno fatto una moria di gabbiani nel lago di Garda, che hanno ferito persone. Ma poi lo dicono i dati della scienza, perché se facciamo vedere appunto questo grafico è di ogni evidenza come dal 1900 ad oggi questo è l'andamento dei fenomeni meteorologici estremi. Ecco, così lo fissiamo, ecco, teniamolo lì perché lo dobbiamo far vedere bene. Ecco, vedete questo momento, non è c'è sempre stato, no? C'è una curva evidente. Cioè, i fenomeni meteorologici estremi ci sono sempre stati nella storia dell'umanità. Cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che a causa del cambiamento climatico c'è un sviluppo dal punto di vista dell'intensità degli stessi e delle frequenze. Ed è esattamente quello che stiamo vivendo noi nel nostro paese, e questo è quello che sta avvenendo a livello mondiale. Vediamo come c'è stata un'impennata della curva. E tenga in considerazione che all'interno di questi fenomeni estremi naturalmente c'è tutto quello che questi causano a livello, diciamo, idrogeologico, le frane, gli smottamenti, le alluvioni e via dicendo. E beh, sa quant'è la percentuale di questi smottamenti dell'Italia rispetto ai 27 paesi dell'Unione Europea? L'80%. Quindi l'Italia è quella davvero più a rischio di tutte? L'Italia è quella più esposta, abbiamo 8.000 km di coste, ma abbiamo poi una situazione, come si dice, orografica, cioè di monti, di colline e anche di fiumi, che ne stabilisce la straordinarietà dal punto di vista naturale, ma contemporaneamente anche la fragilità. E quindi il nostro paese è proprio all'interno dei paesi dell'Unione Europea uno dei paesi più esposti. Ed è di ogni evidenza che dunque si pone soprattutto per noi la necessità di intervenire in maniera strutturale. In queste settimane, in questi mesi, in questi anni di discussione usiamo spesso dei termini forse anche in modo inappropriato. Uno è meteo e uno è clima. C'è differenza tra meteo e clima? Sì, naturalmente sono delle questioni correlate, no? Come dicono gli scienziati. Però per essere semplici, il meteo, la meteorologia cosa fa? La fotografia, l'istantanea, quello che sta avvenendo. Per esempio, la previsione del tempo, oggi pomeriggio potrebbe piovere e domani potrebbe esserci il pericolo di una tromba d'aria e via dicendo. Cioè racconta gli eventi all'interno di un delta temporale assolutamente ristretto. Il clima, la climatologia, invece studia i mutamenti nei secoli, nei millenni, nelle decine, centinaia e anche nei milioni di anni. E dunque, come dire, è il presupposto di fatto che poi determina il cambiamento, cioè che poi determina gli eventi meteorologici e quelli estremi in particolare. Se non sbaglio, la scorsa settimana, o forse 2 settimane fa, c'è stato anche un intervento di 100 scienziati di fama mondiale proprio anche su questo una sorta di appello anche soprattutto a chi fa informazione di non parlare soltanto di meteo, quindi con l'allarme, diciamo, del meteo, ma anche di cambiamenti climatici e delle cause dei cambiamenti climatici, perché se non si parla delle cause... Ma lei dice benissimo, è stato un appello firmato da 100 tra i migliori scienziati a livello nazionale, tra cui Parisi è stato il premio Nobel per la fisica di pochi anni fa, ma poi Pasini, Armaroli, Giovannini e altri ancora. E hanno raccontato esattamente questo, chiedendo ai media di raccontare le cose come stanno, quindi certamente dicendo raccontate gli eventi meteorologici, appunto, cioè quello che sta avvenendo giorno per giorno, ma raccontate soprattutto le cause. Perché? Perché nel momento in cui non raccontate le cause rischiate di mettere la gente nella disperazione, perché se uno non capisce che c'è una causa generale che poi determina il cambiamento climatico, e da cui le condizioni, diciamo, meteorologicamente estreme, è chiaro che non sai che pesci pigliare. No, dicono gli scienziati, è come se durante il Covid noi avessimo parlato solamente dei morti e non spiegando che quei morti erano determinati da un virus, e di conseguenza quel virus poteva essere isolato
e conseguentemente poteva essere colpito attraverso le medicine e attraverso che cosa? E attraverso tutto lo sviluppo medicale e in particolare appunto di tutti i vaccini che ci hanno salvato da quell'epidemia, e dicono esattamente la stessa cosa. Raccontate certamente ciò che sta avvenendo dal punto di vista meteorologico, ma raccontate anche i motivi, e cioè il cambiamento climatico. E su questo, vede, è un po' come, lei si ricorderà, Manzoni, no? Nei Promessi Sposi, il racconto della peste. In quegli anni erano anni terribili, non solo perché si moriva a decine di migliaia nelle città, anche a Venezia, ma soprattutto perché le persone non sapevano le cause, quindi c'era la guerra agli untori, e le stregonerie e via dicendo. E invece, se si fosse saputo che era una malattia e che quella malattia poteva essere curata, sarebbe stato molto meglio. Peraltro, e poi le cause sono chiare, Le cause sono certamente i combustibili fossili e le soluzioni sono la decarbonizzazione, dicono gli scienziati. E poi adesso ci arriviamo. Volevo soffermarmi su appelli per fare chiarezza. Anche Mattarella è intervenuto la settimana scorsa. Anche in queste ore leggevo il Presidente della Repubblica insieme a 5 capi di Stato del gruppo Raiolos, un'associazione multinazionale informale di presidenti di alcuni degli Stati membri dell'UE, lanciano appello all'Unione Europea affinché vengano prese iniziative urgenti ed efficaci. Insomma, anche Mattarella si è mosso. Si è mosso anche Mattarella, proprio nella logica di dare speranza alle persone, non solamente di creare allarme e tantomeno allarmismo. Se noi capiamo le cause, possiamo trovare le soluzioni e siamo nelle condizioni di trovare queste soluzioni, però non dobbiamo fare come gli struzzi. Non dobbiamo irresponsabilmente nascondere la testa sotto la sabbia. Mattarella, peraltro, anche pochi giorni fa, se le ricorda il discorso al Quirinale, quindi un momento molto ufficiale nella cerimonia del Ventaglio, ha usato parole molto dure, definendo proprio sorprendenti, che nel linguaggio quirinalizio è quasi, è un attacco frontale, diciamo così, tutti coloro che ancora si attardano ad avere delle posizioni negazionisti o riduzionistiche, no? Dicendo è ora di svegliarci, è ora di capire che appunto il clima sta determinato i cambiamenti che stiamo vivendo, che è entrato nei nostri territori, che è entrato nel nostro tempo, e dice poi occorre assumere una piena consapevolezza di questo e quindi bisogna combattere le cause. Vede, il fatto che anche oggi, come lei ha detto adesso, con altri capi di Stato, soprattutto del bacino del Mediterraneo, ha voluto sottoscrivere un appello, un documento ufficiale, ed è il Presidente della Repubblica che rappresenta l'unità della nazione, anche un valore di guida e di morale, racconta l'urgenza della cosa, racconta che non c'è tempo da perdere, racconta che tutti dobbiamo fare qualcosa a livello di governo, a livello di pubblica amministrazione, a livello di singoli cittadini, ma è importante dire che possiamo intervenire, che non siamo oltre i tempi, lo possiamo fare, però lo dobbiamo fare. Allora entriamo proprio nel vivo e vediamo quali sono le cause. Qui vedremo 2 slide, la slide 2 e la slide 3, per capire quali sono le cause di questi cambiamenti climatici. Eccoci qua. Ma guardi, io ho seguito alcune trasmissioni televisive in questi giorni in cui c'erano le polemiche, poi è sempre un po' costruita perché sappiamo che insomma funziona anche un po' così, no? Quando c'è polemica forse qualcuno segue di più, io ho dei dubbi su questo, ma insomma... E tra chi dice no, non c'entra niente l'intervento antropico cosiddetto, cioè l'intervento dell'uomo non determina il cambiamento climatico, chi dice esattamente no, solo l'intervento dell'uomo determina il cambiamento climatico. La realtà è più complessa, ma è anche semplice da dire. Ci sono, effetti, cause naturali del cambiamento climatico, e poi c'è l'aspetto antropico, cioè l'intervento dell'uomo produce cambiamento climatico. E guardi, per esempio, l'emissione della CO2, che viene usata come parametro fondamentale per definire l'emissione dei gas, gas serra, no? Quelli che climalteranti si chiamano. E beh, l'emissione di CO2 c'è sempre in natura, C'è sempre in natura, ma ci sono naturalmente dei sistemi di compensazione, attraverso in particolare le foreste e attraverso il lavoro che viene fatto dell'oceano. Però capisce bene che quando tu intervieni con l'aspetto antropico, cioè con l'inquinamento che è stato determinato dall'uomo, soprattutto dall'inizio della rivoluzione industriale, sfasi tutto questo bilanciamento. E allora, per esempio, l'innalzamento della temperatura dell'atmosfera comporta anche l'innalzamento
della temperatura degli oceani e quindi sono meno in grado di assorbire la CO2 e quindi si aumenta ancora di più la temperatura e quindi si generano appunto quei fenomeni sono interconnessi che sono viziosi. Vediamo la slide 2. La slide 2 cosa ci racconta? Questa è la slide 3 se non sbaglio, vero? Sì. Allora, la slide 2 cosa racconta? La slide 2 racconta l'evento delle glaciazioni, cioè ci sono degli aspetti naturali che hanno comportato durante le migliaia di anni l'emissione altalenante di CO2 o appunto in generale di gas climalteranti e quindi ci sono state le fasi delle glaciazioni. Come vediamo qui, nel corso dei migliaia di anni, qui diciamo a livello orizzontale si vede la storia degli ultimi 800.000 anni e qui vediamo come appunto c'è stata 800 milioni di anni, qua si vede come ci sono state varie glaciazioni con innalzamento della temperatura e con abbassamento della temperatura. E da cosa sono causati questi aspetti naturali? Per esempio l'attivazione, la modalità diciamo di variazione dell'attività solare, oppure il cambiamento dell'orbita terrestre, per esempio i cosiddetti cicli di Milankovitch, oppure le eruzioni vulcaniche, oppure meteoriti che sono caduti nella Terra, che con ogni probabilità hanno determinato addirittura l'estinzione dei dinosauri, oppure le fluttuazioni oceaniche. Cioè l'evento naturale c'è. Questo per dire, è vero che le mutazioni ci sono state, ci sarà sempre. Però la slide 3 ci racconta anche un'altra cosa. Slide 3. Ci racconta che è vero che c'è sempre stato, ma attenzione. All'interno di questa oscillazione da evento naturale è intervenuto l'uomo con le sue attività industriali. E se noi vediamo negli ultimi 20.000 anni, vede da meno 20.000 anni fa ad oggi, cosa sta succedendo? Guardi quel picco in alto a destra, rosso, non è mai successo nella storia dell'umanità. C'è stato un innalzamento clamoroso della temperatura di più di 1 grado centigrado, non in milioni di anni, in centinaia di migliaia di anni, come avveniva con i cicli naturali, ma nel corso di qualche decennio. E questa è una cosa che non è mai avvenuta nella storia della Terra. Guardi, per fare chiarezza, perché poi alcuni raccontano strumentalmente dati in maniera irresponsabile, è vero che a livello di atmosfera ci sono stati momenti nella storia della Terra, nei 4 miliardi e mezzo di storia della Terra, in cui c'è stata una presenza di gas climalteranti maggiore di oggi, ma non c'era mai stato l'uomo in quegli anni. Nella storia dell'umanità, che è un pezzettino piccolo della storia della Terra, mai abbiamo avuto livelli di presenza di CO2 di queste proporzioni a livello di atmosfera. E il problema che si pone non è il problema dell'esistenza della natura, della sopravvivenza della Terra, il problema è la sopravvivenza della specie umana. Certo, dell'uomo. Allora, CO2, CO2 insomma l'anidride carbonica. C'è un legame evidente tra CO2 e aumento della temperatura. Qui vedremo le slide 4 e la slide 5. Allora, ci spieghi? Beh, insomma, questo non è che lo diciamo noi, questo lo dicono gli scienziati, lo dicono tutti gli studi a livello mondiale, tutte le pubblicazioni, lo dice l'IPCC. Che cos'è l'IPCC? L'IPCC è il coordinamento più importante a livello mondiale tra tutti gli studi che vengono fatti dal punto di vista della climatologia. È un organo che risponde direttamente alla ONU, alle Nazioni Unite, e raccoglie migliaia di studi, di dati e centinaia tra i massimi esperti a livello mondiale, che non sono solamente, diciamo, dei paesi occidentali, quelli che magari stanno spingendo molto per la transizione ecologica, ma sono anche dei paesi del Golfo Persico, quindi di paesi grandi inquinatori, per esempio sono anche della Russia e via dicendo. E su questo c'è unanimemente la concordanza sul fatto appunto che la presenza di CO2 nell'atmosfera ha raggiunto livelli che non c'erano mai stati nella storia dell'umanità e che l'intervento antropico è stato l'elemento fondamentale che ha causato questa presenza. E poi l'altro passaggio qual è? L'aumento di gas climalteranti cosa determina? Determina l'aumento della temperatura. Questo vede? Ecco qua, slide 4. Questi qui sono le due diciamo, linee che raccontano lo stock, cioè la presenza di CO2 in atmosfera, ok?
quella diciamo azzurrina, Quella e azzurra. poi c'è quella nera che racconta che cosa? Racconta il flusso, il cosiddetto flusso, cioè quanto noi abbiamo iniziato ad immettere in atmosfera di CO2. Allora lei vede con ogni evidenza che diciamo dalla metà del 1800, quindi con lo sviluppo della rivoluzione industriale, è iniziata a crescere la curva, è cresciuta, e qual è il tema vero? Che questa curva cresce sempre di più, cioè diventa esponenziale, cioè man mano che andiamo avanti noi emettiamo sempre di più CO2 a livello di atmosfera. Questo è un dato molto molto preoccupante. Nella slide 5 cosa vediamo invece? Vediamola. Eccola qua. Nella slide 5 diamo risposta a qualche cosiddetto professore che ho visto anche in televisione in questi giorni, che racconta che sì, è vero, la CO2 in atmosfera ce n'è di più, ma non c'entra niente con la temperatura. E questo invece è l'indice di correlazione che dimostra in maniera plastica che all'aumento della CO2 c'è un aumento della temperatura, in un rapporto 1 a 1, una correlazione pari a 1. E quindi dimostra che purtroppo l'aumento della temperatura che noi stiamo vivendo è determinato dall'aumento di gas climalteranti. Siamo già a livello di più di 1 grado centigrado, Cioè, rispetto all'inizio della rivoluzione industriale a livello mondiale, noi abbiamo avuto un aumento di più di 1 grado centigradi, tra l'altro maggiore a livello della terra, minore a livello dei mari, ma l'innalzamento della temperatura del livello di mari è gravissimo. Certo. Vaia, guardi, che è nato, quella tempesta che ha devastato le Dolomiti, è nata esattamente perché i venti del sud hanno incrociato, abbiamo già avuto modo qua di spiegarlo in uno dei nostri incontri precedenti a questo, hanno incontrato un mare molto più caldo del solito e quindi questi venti si sono riempiti, diciamo, di umidità, e scontrandosi con i venti freddi del nord hanno causato che cosa? Quella devastazione. Ma esattamente quello che è successo a Milano l'altra settimana. Esatto. Stesso fenomeno. O il fenomeno della grandine, no? Poi qui le supercelle, adesso non entriamo nei termini tecnici. Cosiddetti downburst. Esatto, cioè precipitazioni dall'alto di colonne di aria fredda che si sono scontrate con quelle dell'aria calda, che poi una volta che arrivano a velocità eccezionali sul terreno si propagano orizzontalmente e quindi determinano quelle devastazioni, e contemporaneamente lo scontro tra aria calda e aria fredda determina che cosa? La grandine. Ma siccome l'energia è talmente grande e i venti, anche quelli ascensionali a causa della temperatura, sono potentissimi, la grandine viene sospesa e quindi ha tutto il tempo il singolo, diciamo, granello di ingrossarsi. Certo. A questo punto il peso è eccessivo, il vento non lo regge più e precipita con quella violenza e quelle dimensioni mai viste. La temperatura della Terra allora dunque che sta salendo è evidente, lo vediamo anche nella slide 6, è così. Beh, insomma, che la temperatura della Terra stia salendo purtroppo è evidente. Guardi, adesso useremo delle immagini, dati scientifici dell'ISPI, che è uno dei maggiori centri di ricerca nazionali, è un centro di ricerca che non è di Greenpeace, non è di Legambiente. Beh, è guidato, diciamo, di persone che si occupano di industria. Per esempio il presidente Massolo, che è presidente di Mundis ex Atlantia, va bene? Bene, cioè colui che è quella grande, diciamo, azienda internazionale che si occupa di grandi infrastrutture, autostrade, aeroporti, quindi cose molto inquinanti. La vicepresidente è la Marcegaglia, già presidente di Confindustria Nazionale, che fa acciaio, quindi tecnicamente aziende quindi siamo al di hardware-based. fuori da ogni sospetto di ogni sospetto, ecco. Non sono ambientalisti, però certificano questo. No, non è che non siano ambientalisti, diciamo che non sono certamente preconcettualmente non sono radicali, diciamo, ecco. ambientalisti. E all'interno dell'ISPI ci sono soci come l'ENI, va bene, come la Banca d'Italia, la Confcommercio, gli artigiani e via dicendo. Questo è il dato, è chiarissimo. Questo dato fa vedere come dal 1890 ad oggi c'è stato un innalzamento della temperatura, ed è un innalzamento della temperatura che più si va avanti nel tempo, più cresce a livello marginale, ed è esattamente quello che dicevamo prima. La slide 7, vediamo che la slide 7 è sempre i dati dell'ISPI, quindi anche l'ISPI certifica questo innalzamento della temperatura e anche dell'inquinamento globale da CO2. Sì, ma guardi, non potrebbe che fare così, perché tutti gli studi dimostrano esattamente questo. Questa è ancora più impressionante come piccola. Questa è esattamente la presenza, diciamo, in ppm di CO2 in atmosfera, e racconta come dall'anno 0 ad oggi
lei come può vedere dal 1800 c'è stato esattamente con la rivoluzione industriale un picco che sta crescendo, 416 parte per milione, non era mai successo nella storia dell'umanità e causa tutto quello di cui stiamo parlando oggi. E questo, vede, è andato molto allarmante e noi dobbiamo intervenire con grandissima forza lì, perché altrimenti rischiamo che questo vada veramente fuori controllo. Non è ancora una situazione fuori controllo, ma dobbiamo assolutamente evitare che questo avvenga. La presenza di CO2 nell'atmosfera è cresciuta dunque nel tempo, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto. Beh, la presenza è cresciuta assolutamente, perché nel momento in cui tu hai la presenza da aspetti naturali, come abbiamo detto all'inizio di questa conversazione, con l'attività umana, è chiaro che sballi tutto il sistema naturale. E quindi c'è un aumento della presenza e guardi, il 57% della CO2 in atmosfera è stata prodotta negli ultimi 30 anni. Gli ultimi 30 anni. Cioè di tutte le attività umane della storia, della presenza della storia dell'uomo nella Terra ad oggi, quindi decine di migliaia di anni, negli ultimi 30 anni abbiamo prodotto quasi il 60% di quanto l'uomo ha emesso, diciamo, in tutta la storia della sua presenza nella Terra. Capisce? E questo dipende appunto, dipende da cosa? Dipende dall'attività dell'uomo, dalle industrie, dai trasporti, dal riscaldamento e dall'utilizzo fondamentalmente dei carboni dei prodotti fossili, quindi il carbone che è altamente inquinante, il più inquinante di tutti, poi del petrolio e poi del gas. Quando si dice decarbonizzazione si dice che per compensare, per mitigare tecnicamente, cioè per togliere l'inquinamento che è assolutamente sostenibile, noi dobbiamo trasformare le fonti di produzione dell'energia e quindi dobbiamo passare dai combustibili fossili ai combustibili, diciamo, quelli sostenibili, cioè quelli che sono riproducibili, e quindi il vento, e quindi il sole, la geotermia, l'idrogeno verde e via dicendo, ma questo magari avremo modo di vederlo. Questo sarà il tema della prossima puntata, perché una volta che abbiamo raccontato quali sono le cause, e voglio dire l'abbiamo fatto con dati alla mano, quindi non avete più scuse, lo dico ai negazionisti, dobbiamo raccontare che, come diceva lei, c'è ancora tempo per invertire questa rotta e quindi ci potrebbero essere, ci sono delle soluzioni. No? Su questo noi dobbiamo essere molto chiari, perché dobbiamo essere responsabili ma non allarmistici. E dobbiamo raccontare che lo sviluppo della tecnologia è assolutamente un strumento potente. Noi abbiamo la possibilità, attraverso lo sviluppo della cultura, della sensibilità, della sensibilizzazione, dell'azione di governi, di mutare le cose e di creare tra l'altro le condizioni, perché vede, il fascino della transizione ecologica è che è una politica industriale che può creare contemporaneamente sostenibilità ambientale e benessere economico, qualità della vita ma anche qualità dello sviluppo, uno sviluppo che sia appunto sostenibile, che crei posti di lavoro, uno sviluppo che crei una qualità migliore del nostro esistere, ed è questa la sfida della transizione ecologica, e i paesi che hanno capito questo sono tra l'altro i paesi che saranno competitivi dal punto di vista economico. I paesi che si attarderanno saranno i paesi che verranno lasciati indietro da questo sviluppo economico, quindi noi dobbiamo accelerare in quella direzione. C'era un'ultima slide che riguardava proprio le emissioni dei cicli economici, eccola qui. È un po' quello che dicevamo prima, no? Sì, vede, anche questa è una slide interessante, perché racconta come dal 1985-90 ad oggi l'aumento appunto in gigatonnellate di CO2 nell'atmosfera. Quelle stesse sono a livello mondiale, cioè gigatonnellate emesse al cosiddetto flusso di cui parlavamo prima, di CO2 a livello mondiale. Vede, è interessante vedere come le emissioni della CO2 risponde anche ai cicli diciamo, dell'economia. Per esempio nel 2006, che è stato l'anno terribile che ha dato inizio a quella crisi economica finanziaria spaventosa, certo. Vede come c'è stata una diminuzione? Sì. Nella crisi finanziaria c'è stata a livello globale una diminuzione delle emissioni dell'1,2%, ma vede l'ultimo calo, che è stato 5,4%, quello è la pandemia. La pandemia che ha bloccato le imprese, i trasporti e via dicendo, a livello mondiale ha comportato una diminuzione delle emissioni. Però sa qual è il dato drammatico?
che la temperatura ha continuato a crescere. Perché? Perché quello che era già, come dire, stato prodotto ed era già sospeso in atmosfera non è che sparisce perché certo. tu diminuisci le emissioni, ha un suo trend, ha una sua persistenza e quindi noi dobbiamo agire con delle politiche che non sono solo politiche, come si dice, contingenti, cioè dell'oggi e del domani, ma delle politiche strutturali, capaci di creare un mutamento strutturale dal punto di vista dei nostri comportamenti e dal punto di vista proprio delle politiche industriali. Quindi non solo lavorare nell'emergenza, come si fece col Covid, ma anche lavorare sul futuro, ed è quello che affronteremo la prossima settimana, come affrontare davvero seriamente questo problema. Grazie per essere stato ancora una volta con noi Andrea Ferrazzi, presidente dell'associazione Persone, Ecologia e Reti. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo l'appuntamento, ci sarà il meteo a proposito fra pochissimo. Speriamo poi dica cose buone. Speriamo che dica cose buone, lo scopriremo solo vivendo, come si suol dire. Dopo di noi c'è il film, un classico hollywoodiano del 1952 di Henry King, Le nevi del Kilimangiaro, a proposito di atmosfera, a proposito di clima, Le nevi del Kilimangiaro con Gregory Peck, Ava Gardner e Susan Hayward. Subito dopo il meteo con Andrea Ferrazzi, ci rivediamo la prossima settimana. Grazie, Arrivederci. Grazie. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al meteo, previsioni per venerdì 4 agosto. Sul Veneto dal mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, mentre a partire dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto. Attese nel tardo pomeriggio precipitazioni anche di carattere temporalesco sui rilievi verso sera in pianura. Temperature in lieve diminuzione con minime comprese tra i 16 e i 21 gradi, massime dai 25 ai 31 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza nuvoloso e durante tutto il corso della giornata più riprese saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrà essere forte associato a piogge anche intense. Sulla costa soffierà scirocco moderato. Temperature minime intorno ai 22 gradi, massime tra i 25 e i 27 gradi. Sul Trentino Alto Adige cielo molto nuvoloso con la possibilità di precipitazioni a tratti diffuse anche a carattere temporalesco, temperature massime in netto calo. Temperature minime intorno ai 23 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.